Anche ad Agrigento oggi i sindacati CGIL, CISL e UIL hanno scioperato a sostegno del rinnovo del contratto della pubblica amministrazione per un aumento dello stipendio, da anni bloccati. Manca quindi un'intesa tra i sindacati e la stessa amministrazione pubblica. I sindacati chiedono, oltre di investire in nuove risorse, formazioni, assunzioni, nuove forme di lavoro. Le ragioni di tale sciopero è stato spiegato in un volantino distribuito ai passanti, dove i sindacati indicano in 10 gli errori della ministra Dadone, che ipotecano il futuro della pubblica amministrazione. I sindacati affermano altresì che neanche una convocazione è intervenuta tra le parti. Da qui lo sciopero di oggi. Proprio perché c'è pandemia abbiamo l'esigenza di sottolineare che i cittadini italiani hanno bisogno di servizi pubblici di qualità, efficienti e alla richiesta un pronto intervento della pubblica amministrazione. Ragione per la quale noi chiediamo a questo governo di fare investimenti nella pubblica amministrazione per raggiungere questo obiettivo. Abbiamo bisogno di fare nuove assunzioni, da 20 anni che non si fanno assunzioni nella pubblica amministrazione, abbiamo bisogno di stabilizzazione, noi abbiamo precari da troppi anni e quindi gente demotivata, noi abbiamo bisogno del giusto riconoscimento della professionalità e dell'impegno di questi lavoratori attraverso il rinnovo dei contratti. Ecco, se il governo non capisce che l'efficienza e l'efficacia dei lavoratori passa da queste cose, è chiaro che i lavoratori scenderanno in piazza spiegando ai cittadini che il loro diritto ad avere sanità efficiente, scuola di qualità passa attraverso l'investimento nella pubblica amministrazione. È anche comprensibile, nel senso che probabilmente per i non addetti ai lavori questa giornata in un momento di pandemia può, come dire, significare essere un poco fuori dal contesto generale dei problemi del Paese. Invece non è così, nel senso che comunque la pubblica amministrazione rappresenta l'ossatura dello Stato e quindi come dire, non possiamo dire che sono eroi quando vanno a lavorare in corsia 24 ore su 24 perché non hanno i turni. Non hanno, come dire, il cambio turno, o i medici, abbiamo visto ieri la lista di medici e infermieri che sono morti per il Covid e poi alla fine dimenticarcene quando si tratta di non solo rinnovare i contratti di lavoro, perché questa è la critica che si muove, ma provvedere al ricambio, cioè provvedere alle assunzioni, fare in modo che ci siano infermieri e medici, questo dal punto di vista sanitario. Per quanto riguarda invece altra pubblica amministrazione, non scordiamoci che abbiamo i vigili del fuoco, che abbiamo la polizia penitenziaria, che sono dipendenti che danno servizi essenziali. Oggi siamo qua a manifestare con forza perché chiediamo al governo il rinnovo dei contratti. Chiediamo al governo la sicurezza, chiediamo al governo che non ci sia più precariato e che non si vada avanti anche con una situazione così veramente che oramai è arrivata all'estremo. I lavoratori non ne possono più e oggi siamo di nuovo qua a manifestare. I dipendenti pubblici in questi mesi hanno garantito servizi ai cittadini, siamo stati definiti eroi, però voglio ricordare che non sono stati rinnovati i contratti dal 2018, inoltre il precedente rinnovo contrattuale, quello che era del 2016-2018, ha avuto un aumento veramente risibile senza riconoscimento di alcuni arretrati dopo un blocco di 10 anni e siccome questo è l'ultimo anno della legge di stabilità per il triennio economico, chiediamo con forza che vengano approntate le risorse necessarie ad un rinnovo che sia quantomeno accettabile, perché non possiamo andare dai lavoratori dopo i sacrifici che hanno fatto in questo periodo e dire che il rinnovo complessivo garantisca nette 30-35 euro in tasca ai lavoratori. Bisogna fare diventare la pubblica amministrazione volano di sviluppo. Si parla per ora molto della Recovery Fund, quindi 190 miliardi che sono in arrivo, li devono programmare questi dipendenti pubblici che siamo noi, a tutti i livelli, ma dai ministeri a tutte le responsabilità che ci sono a livello periferico, perché si deve camminare su atti e su proposte, quindi non bisogna lamentarsi della burocrazia quando invece il settore pubblico è quello che deve trainare le attività e quindi lo sviluppo economico del Paese. Chiediamo al governo il rinnovo dei contratti,
Chiediamo al governo la sicurezza, chiediamo al governo che non ci sia più precariato e che non si vada avanti anche con una situazione così veramente che oramai è arrivata all'estremo. I lavoratori non ne possono più e oggi siamo di nuovo qua a manifestare.